Dopo 2 giorni di ricerche andate a vuoto, questa mattina i vigili del fuoco hanno concentrato le loro attenzioni all'altezza delle chiuse che si trovano in territorio di Noventa Padovana. È qui, a poca distanza dal punto in cui 8 anni fa perse la vita Rosario Sanarico, il sub della polizia impiegato allora nelle ricerche del corpo di Isabella Noventa, che intorno a mezzogiorno i sommozzatori dei vigili del fuoco, grazie all'utilizzo di un sonar, hanno individuato e portato a riva il corpo di un uomo. Si tratta, con tutta probabilità, dell'uomo che martedì notte era sfuggito ad un controllo della polizia stradale, sorpreso in atteggiamenti sospetti accanto ad un mezzo pesante in una piazzola di sosta adiacente alla 4, mentre cercava di rubare gasolio con un complice che si era dato alla fuga lungo l'argine ed è stato fermato dagli uomini della questura. Le ricerche erano partite la mattina seguente, all'alba del 20 febbraio. A seguirle i vigili del fuoco sul posto con i sommozzatori, le unità cinofile, i droni ed esperti di topografia applicata al soccorso. Il corpo dell'uomo, non ancora identificato, è stato esaminato dal medico legale ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.